Manca un filo, l'altra... Magari si è sportata. Ho sbagliato io come lo metto. Questo non ha niente, perché sono Però questa è la pittura che si rimane sempre questo. Questo qua. Perché devi fare Qui ne manca uno, guarda. C'è un buco qua. No, bisogna ancora. Questo spazio nasce da un'idea, da un'intuizione del comune di Quartu, che era quella di voler unire, trovare uno spazio, un luogo dove le associazioni quartesi e anche i liberi cittadini potessero offrire, essere attivi, offrire delle attività alla cittadinanza. E quindi l'esigenza è stata quella di riappropriarci di questo spazio totalmente devastato, ridargli una nuova veste tramite questa coprogettazione che è stata la prima coprogettazione in Sardegna, e fare in modo che l'idea non venisse calata dall'alto, ma che venisse reinterpretata da tutte le associazioni quartesi, dai cittadini che avessero voluto dare una loro impronta. E quindi il 1° aprile del 2025 lo spazio rinasce, lo spazio viene inaugurato, ma soltanto attraverso la commistione di idee e l'intercettazione di associazioni che si sono messe a disposizione della collettività. Un modello esiste, il modello è quello delle rete delle case del quartiere di Torino, dove un gruppo di realtà civiche torinesi della pubblica amministrazione, cioè degli spazi, hanno provato a dar vita e protagonismo veramente ai cittadini e alle associazioni. Questo modello noi l'abbiamo un po' ripreso e l'abbiamo un po' calato su Quartu, ovviamente partendo da un contesto diverso, non avremmo... ci siamo anche un po' siamo andati anche con le punte dei piedi perché non sapevamo la reazione, nel senso che il modello a Torino funziona, è consolidato, c'è un piccolo modello anche a Bologna, a Brindisi, in altre città italiane. A Quartu è stato un po' uno sperimentare, un po' un andare avanti. Quella che vedete, la Social Gallery, sono circa 60 metri quadri di galleria, non abbiamo toccato niente da quello che c'era prima, quindi questo è un negozio di abbigliamento che abbiamo semplicemente riadattato senza toccare nulla, solo imbiancandolo, a galleria d'arte, a presidio culturale, come ho già detto nell'intervista precedente. Allora, quello che vedete in esposizione è una monografica che abbiamo dedicato, un omaggio, perché in questo caso una galleria così piccola comunque certo non può fare delle antologiche, ma può fare degli omaggi. È un omaggio ad Ermanno Leinardi, che è appunto un pittore che ci ha lasciato tempo fa, del 1933, non sardo, che però poi si è trasferito in Sardegna e ha avuto appunto parte importantissima nella creazione appunto di una scuola pittorica. L'opera di Leinardi, la potete vedere, è assolutamente bellissima, dalla parte opposta a me, cioè la parte dedicata agli anni 60, e in questa parte praticamente c'è l'ultima parte di produzione, quello che vedete laggiù praticamente è l'ultimo dipinto che Leinardi ha realizzato. L'esigenza di far nascere The Social Gallery nasce in questo caso a Seattle, all'interno del Social Justice Film Festival, che è un festival che si tiene a Seattle da tantissimi anni ormai e che si occupa di problematiche sociali. Io faccio parte dell'Advisor Council del Social Justice Film Festival e con l'allora direttrice del festival, Aurora Martin, avevamo deciso di studiare un'operazione che fosse legata appunto anche oltre al cinema anche alla fotografia e all'arte contemporanea soprattutto. Questa è la Social Gallery che sta a Porto Sant'Elena, mentre c'è una sua gemella che si chiama Justice Gallery che sta appunto a Seattle, e lavoriamo praticamente in ponte cercando di scambiare informazioni, cercando di organizzare quando è possibile, naturalmente non sempre è possibile, appunto scambi culturali e che hanno a che fare appunto con la giustizia sociale. Andiamo anche oltre il tema sociale quando si tratta di artisti storicizzati, per esempio, che comunque hanno fatto la loro parte all'interno della struttura culturale della Sardegna e non solo della Sardegna. Questo è un piccolo quadro, non so se la telecamera può girarsi fin qua, che è stato realizzato da una mia amica che si chiama Carmen, che è nostra socia, con dei pezzettini di carta e che rappresenta me che sto volando
con i sogni, cioè l'aquilone, eccetera, e mi ha messo la valigia con l'elica perché lei sa che io volo continuamente, che ho questo spirito di sognatore perenne, ecco. Quindi sono tutte simbologie che fanno parte un po' della mia vita, ma anche del senso di questa casa e di quello che voglio realizzare qui dentro. Questo sono io quando avevo un po' meno di anni rispetto ad adesso, e questo è lo stesso cappello che è nella fotografia. Diciamo che l'unica cosa è che si è consumata un po' la piumetta, però è lui. Questo per dirvi che tanti ricordi sono rimasti in questa casa, io li ho voluti tenere perché ognuno di noi deve amare la propria storia, bella o brutta che sia, perché è quella che ci ha fatto quello che siamo oggi. Ecco. Quando mia madre è partita per il cielo, mi ha lasciato un piccolo fondo che io ho utilizzato per cercare questo luogo. E qui ho trovato la scritta L'Isola Felice, ed era un centro estetico dove c'era un cartello e c'era scritto che era praticamente in vendita. Sembrava fatto apposta per questa opportunità. Ho chiesto delle informazioni, costava un po' tanto, io non ce la facevo col fondo che avevo, e ho chiesto a questa persona se poteva venirmi incontro. All'inizio non c'erano molte possibilità. Quando ho spiegato a questa persona che io qui dentro dovevo far nascere un'associazione e che questa associazione avrebbe portato avanti delle iniziative che riguardano la bellezza dell'arte, della natura, dell'ambiente, eccetera, sono riuscito a toccare le corde di questa persona, a far calare il prezzo e a far diventare questa sede la sede della Terra dei Sogni. Noi come Cooperativa Liberi Tutti, insieme all'Associazione Demomia, siamo un po' quella sorta di amministratori di condominio, mediatori e ponte tra la pubblica amministrazione, quindi in questo caso i servizi sociali, l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Quartu, e tutta la cittadinanza attiva e le organizzazioni. Le organizzazioni e i cittadini propongono diverse attività che vanno dalle più svariate, nel senso che si creano dei laboratori ricreativi, presentazioni di libri, ginnastica dolce, yoga, improvvisazione, teatro, e anche più questioni invece legate a tematiche un po' più delicate, magari seguiamo dei percorsi più vicini anche a chi ha una disabilità. Abbiamo avuto un percorso di teatro con una grande collaborazione col CSM, e così abbiamo avuto un'associazione che ha proposto invece un percorso di filosofia di comunità e anche di poesia molto partecipata. Gli eventi sono variegati, hanno un pubblico vasto, dai bambini, dalle persone con fragilità, dalle donne vittime di violenza o comunque categorie fragili. Categorie fragili possono essere anche gruppi di persone che, come dicevo prima, arrivano dall'ufficio di esecuzioni penali esterne, quindi l'UEPE, o gli USM, che sono i minori che devono scontare. Anche queste sono categorie per noi fragili, ma che sono un punto di partenza, di ripartenza dello spazio Michelangelo Pira. Molte delle attività che abbiamo qua quindi possono esserci anche grazie al supporto di persone che hanno commesso degli errori nella loro vita, ma ai quali noi diamo una seconda possibilità. È proprio una commistione di attività che devono essere sia identitarie ma anche arricchenti. Ci sono degli sportelli sociali che sono dedicati a dare conoscenza e competenze al cittadino che magari non riesce a compilare un curriculum o ha necessità di rivolgersi a uno sportello dedicato e non sa quale strada prendere. Noi cerchiamo sempre di dare le nostre competenze al territorio. C'è il tavolo dove si mettono le firme, dove ci sono tutte praticamente le cartoline, le locandine, tutta la comunicazione che appunto è stata fatta in questi ultimi anni. Per esempio qua c'è un caso della mia mostra che sarà fra un paio di giorni, però poi qua per esempio abbiamo un bellissimo libro di Ermanno Lenardi, che appunto sono
raccoglie appunto impressioni, raccoglie opere, e poi per esempio questa è un'operazione che è stata fatta da Elena Pau qualche giorno fa durante il quarto Social Café, che ha presentato appunto questo nuovo CD realizzato da lei insieme al pianista Alessandro Nidi, dedicato appunto alle canzoni di Pierpaolo Pasolini. Qui ho in mano questo catalogo che è Fading Faces, e qui all'interno di questo catalogo sono coinvolti artisti come Silvia Argiolas, Silvia May, Giuliano Sale, Pastorello, che sono la punta di diamante praticamente dell'arte contemporanea, la pittura contemporanea sarda in questo momento, che andranno a portare avanti poi i loro seguaci, no? Ci saranno altri artisti che si ispireranno a loro e porteranno avanti altri discorsi appunto legati all'arte. Questo è quello che noi facciamo all'interno della Social Gallery. Poi abbiamo fatto tutta una campagna sociale legata alle fotografie con il collettivo Nostra Santissima, con Farmacisti nel Mondo per esempio, dove abbiamo fatto appunto le mostre Estroverso, Meta Inverso, che avevano come obiettivo, come focus appunto i territori dell'Angola, del Madagascar, del Bangladesh, che abbiamo messo in mostra. Sono state delle benefit exhibition che abbiamo creato proprio qua, e quindi tutto il ricavato di queste opere poi sono andate in beneficenza, sono andate appunto a sostenere le iniziative di Farmacisti nel Mondo. Quest'angolo che io lascio spento apposta è l'angolo più intimo. Qui Alessia, che è la nostra vicepresidente, fa dei trattamenti molto delicati, molto belli, con gli oli essenziali che lei utilizza. Sono oli essenziali purissimi. Questo pupazzetto qua è stato fatto dalla nostra segretaria, che si chiama Roberta, ma lei fa un sacco di queste cose belle. Pensate che quest'anno a Natale ha realizzato delle candele con la cera, ma belle, delle candele artistiche veramente fantastiche. E le abbiamo donate in cambio delle offerte che ci servono per la nostra cassa, perché siamo poveri, abbiamo bisogno di soldi per continuare le nostre attività. Allora, in questo spazio abbiamo fatto tantissime cose. Pensate che le prime attività erano fatte intorno a questo tavolo, dove stanno comode 8 persone. 8 persone si sono iscritte ad un corso di grafologia fatto da mia moglie. Ma qui si sono succeduti tanti che hanno proposto, per esempio, presentazioni di libri. Per esempio abbiamo una cantante che fa dei concerti tematici che seguono un po', diciamo così, anche il pensiero della nostra associazione, che è quello di elevare la bellezza. Abbiamo avuto degli incontri di enogastronomia. Io sono un grande appassionato di vini, ho fatto assaggiare dei vini anche importanti, e quindi abbiamo fatto le classiche analisi visive, olfattive, gustative, eccetera, ma soprattutto abbiamo parlato delle nostre emozioni, cioè che cosa una poesia ci dice, che cosa un vino ci racconta, che cosa il confronto tra di noi fa nascere in questi incontri, e sono momenti in cui le persone si aprono e raccontano molto anche di se stesse. E la natura mi dà serenità. Questa serenità desideravo trasmetterla agli altri, per cui ho portato le persone a vivere delle esperienze in natura, e poi li ho portati, i soci li ho portati a Isi a vedere il Museo del Rame del Costume, li ho portati a vedere Santa Vittoria di Seri, poi li ho portati a Sant'Antioco a scoprire anche lì le aree archeologiche. Sant'Antioco è la terra più antica della Sardegna, è bellissima. Però è anche vero che io ho dei momenti di sofferenza dovuti al fatto che mi piacerebbe fare molto di più per la Terra dei Sogni, perché nella mia testa e nel mio cuore c'è molto di più. L'esigenza quindi era quella di far rivivere lo spazio, di sentirlo caotico, ma nel senso positivo, dei suoni, del chiacchiericcio delle persone, dei canti, del rumore, della voglia di stare insieme. E lo dico anche con molta gioia, perché ci siamo riusciti. Era una scommessa non scontata, una scommessa vincente.
È vincente proprio perché quando non vieni allo spazio Michelangelo Pira vuoi esserci, ne senti l'esigenza, ne senti la necessità. La soddisfazione più grande, ma anche la difficoltà, è il concetto tutti inclusi, dove veramente ogni cittadino, ogni associazione si sente un po' protagonista, dove ognuno di noi abbandona, magari fa un passo indietro, ma più che di passo indietro qua parliamo di passo di lato, per essere un po' tutti protagonisti e far vivere, funzionare questo spazio. Questo spazio poi ha un grande valore, che è un valore di persone che magari noi non vediamo, ma sono protagoniste tutti i giorni. Un grande ringraziamento va a tutte quelle persone che ci hanno creduto, che hanno voluto metterci il proprio anche nel dare delle idee, delle suggestioni, delle commissioni di partecipazione, perché il bello è questo, che da tanti progetti, micro progetti, poi sono nati progetti più grandi, partecipati tra tutti, e questo è il bello dello spazio Michelangelo Pira, che rivive in sinergia. Cosa distingue la Social Gallery da altre gallerie, per esempio? La distingue il fatto che noi prendiamo proprio in carico tutto di quello che l'artista ha bisogno, nel senso che garantiamo appunto tutta la comunicazione, quindi locandine, cartoline, cataloghi quando è necessario, o altrimenti flyer tipo questi, per esempio, no? E soprattutto la comunicazione. Tutta la comunicazione è a carico nostro, non si affitta niente, non si vende niente, l'artista non spende niente, quindi di conseguenza noi siamo praticamente diventiamo tutori e soprattutto sponsor dell'artista in sé, e quindi questa è una cosa che mi piace sottolineare. Comunque, cioè, questo è un servizio, comunque come presidio culturale è anche un servizio culturale comunque che noi possiamo dare grazie appunto al sostegno anche dell'amministrazione di Quartu, che sostiene parte delle attività che vengono realizzate qua, e in parte vengono sostenute, come ho detto prima, da altre istituzioni e da privati, chiaramente, compreso me stesso, che investo parecchio in questa operazione qua, perché appunto credendoci fermamente comunque in un'arte che deve comunicare in un momento sociale che un po' si è perso di vista negli ultimi anni, noi cerchiamo di aggregare persone, aggregare artisti, ma non solo, anche il pubblico che viene qua appunto per dare il suo contributo. Io voglio ringraziare moltissimo Luca per aver scelto la Casa dei Sogni, la Terra dei Sogni, per iniziare questa sua avventura sarda, perché lui arriva da fuori, ve lo dirà lui tra poco. E io sono molto contento di questo, perché ho sempre desiderato che qualcosa di musica si potesse fare in questa casa. Io desideravo, ecco, questo è un bisogno mio personale, un luogo di pace, di silenzio, dove le persone potessero stare bene insieme, avessero il tempo di dialogare tra loro, di conoscersi più profondamente, eccetera. Quando entrano qui le persone, fin dai primi giorni, io non riuscivo mai a mandarle via. E questa è un'esperienza che ho fatto sempre, perché qualche volta avevo anche esigenza di rientrare io a casa, ma siamo rimasti qua anche fino alle 11 di notte, perché le persone qui stanno bene, perché è un posto che piace, perché finalmente
c'è un luogo dove siamo veramente insieme. Qui la gente viene, soprattutto per i vernissage, arrivano tante persone, anche, che ne so, proprio Mallus, penso che abbia fatto oltre 200 persone all'inaugurazione della mostra. È divertente e l'interessante comunque anche dal punto di vista sociale che le persone lasciano i cellulari da una parte, non fotografano niente e chiacchierano fra di loro, si dà un appuntamento qua, è diventato appunto un presidio culturale, le persone vengono qua, chiacchierano, parlano, si scambiano opinioni, molte persone presentano i loro progetti, io dicevo mediamente in settimana 4 o 5 progetti culturali. Questi spazi sono nel 2026 una linfa vitale per la società, devono esserci. Vediamo anche che siamo seguiti sia nelle nostre pagine social ma anche da istituzioni esterne. Perché? Perché c'è voglia di abitare la società, di stare insieme, e questo è il messaggio più grande che lo spazio Michelangelo Pira dice: io stavo morendo e mi hanno rianimato e sono vivo. Ecco, questo è lo spazio Michelangelo Pira.